faccio un istogramma e scopro che l'istogramma, non importa se prendo intervalli da 50 giorni o da 10 giorni o quello che è sempre una gaussiana. Queste curve che ho messo qui, che sono gli istogrammi che otterrei, sono delle gaussiane. Questa è una caratteristica molto significativa, perché adesso capiremo che avere una distribuzione di questo tipo per i ritorni facendo istogramma in questo modo è una forte limitazione della possibilità del modello di essere realistico. Lo vediamo adesso. Dunque, qui abbiamo solo un altro modo di leggere la cosa. Voi sapete che la gaussiana è una curva del tipo e alla meno r quadro, no? Cioè un e alla meno r quadro. Allora, se io passo al logaritmo di questa quantità, io prima avevo la quantità messa linearmente sull'asse delle ordinate, ma se io passo al logaritmo di questa p, la chiamo p di random walk perché è la p di quel modello, allora la curva deve comparire come una parabola con la concavità verso il basso. Vedete, queste sono delle bellissime parabole, meno r quadro, questo è il tipo di dipendenza. Allora, queste curve hanno una caratteristica che, cioè le gaussiane sono distribuzioni che non danno respiro a forti valori positivi o negativi del ritorno. Cioè sono distribuzioni che tagliano molto decisamente i valori grandi di R, dei ritorni. E di questo ce ne accorgiamo se facciamo un confronto fra la storia vera, per esempio, dell'indice Dow Jones, quella che avevo mostrato prima, dove comparivano questi ritorni molto importanti in corrispondenza delle crisi, e la storia simulata col modello di Bachelier, diciamo. Vedete che questa storia simulata è di una monotonia pazzesca e le mancano completamente questi fenomeni molto vistosi che invece nell'arco di un secolo e purtroppo anche meno di un secolo si verificano molto spesso. Pensate, non so, il 29, il lunedì nero dell'87, poi il 2008, eccetera. E che non ho messo qua quello che è successo anche dal 2008 in poi. Vedete che, allora, un modello di random walk dal punto di vista dei ritorni e delle storie che riesce a produrre è molto poco realistico. Cioè nel random walk voi non vedete mai i grandi ritorni, i grandi crash finanziari, non si verificano. Non solo, e non vedete neanche il fenomeno importantissimo del clustering della volatilità. Qui non vedete queste zone dove si concentra volatilità forte, nel senso di modo, cioè dove quel profilo si gonfia e dove si diventa più fine. Non ce l'avete qua. Qui avete uno spessore pressoché uniforme, costante, lungo tutta la storia. È una storia senza storia questa qua. Beh, sappiate che questo è non solo, e poi questo discorso degli eventi eccezionali si vede anche se io riporto qui la vera distribuzione, l'istogramma che faccio sulla serie storica, che è questo istogramma in rosso, e la curva, questo siamo sempre su scala logaritmica, quindi questo è l'istogramma fatto sulla serie storica dei ritorni per un certo valore di tau. Non mi ricordo che valore sia, sarà un tau vale 5 o qualcosa del genere. Allora, qui c'è la curva che dovrei avere se valesse la distribuzione gaussiana, quindi la parabola se volete. La curva invece, l'istogramma che ottengo, è una cosa ben diversa. Vedete in cosa differisce? Differisce nel fatto che mentre per la distribuzione gaussiana tutto dovrebbe essere troncato qua, qui la distribuzione vera ha delle code molto più importanti, molto più larghe, cioè i cosiddetti fat tails. Qui l'andamento
non è di tipo parabolico, ma è lineare, cioè noi sappiamo che in sostanza la vera distribuzione dei ritorni a grandi valori del modulo dei ritorni, positivi e negativi, è una roba che va giù a potenza, non va giù come E alla meno R quadro, che è una cosa velocissima per andare a zero. La potenza è molto più lenta e quindi lascia spazio a grossi ritorni che si realizzano e che sono quelli che vediamo qui, vediamo qui, vediamo qui e così via. Qui non vediamo niente di tutto questo, perché questo è un mondo gaussiano, cioè sarebbe un mondo dove tutto si concentra con una coda molto stretta. Beh, la cosa forse sorprendente per voi, e qui è uno dei motivi per cui i fisici si occupano di finanza, è che allora, le distribuzioni gaussiane e questo modello di random walk, che ha giocato un ruolo ovviamente importantissimo nella finanza quantitativa, eccetera, sono ancora alla base di quello che viene chiamato modello standard della finanza, che è il modello che è praticamente universalmente usato da tutti i practitioners cosiddetti che si occupano di ingegneria finanziaria, che operano su opzioni, su derivati e così via. Il mondo della finanza fa largamente uso di una impalcatura modellistica che è di questo tipo. Ci sono ragioni proprio culturali, sociologiche, adesso cercheremo di capirle. Quindi, nonostante appunto l'inadeguatezza palese di questo modello, perché non predice la correlazione fra i ritorni, il volatility clustering, non predice gli eventi fuori norma, cioè da uno scenario dove le crisi non succedono mai, nonostante questo è il modello base per tutta l'ingegneria finanziaria applicata e non solo applicata. Allora vediamo per esempio in questo modello di tipo cioè il modello standard della finanza, come viene affrontato il problema di prezzaggio delle opzioni. Allora qui introduco un po' di terminologia. Allora, cos'è un'opzione? Io qui vi do adesso la definizione di un'opzione cosiddetta di tipo europeo. L'opzione è un diritto che uno acquista e che quindi deve pagare, perché se uno prende un diritto deve sempre pagarlo. Allora, l'opzione di call o di put corrisponde a un diritto di comprare nel caso del call o vendere nel caso del put un sottostante. Allora, il sottostante può essere un'azione Fiat, può essere addirittura un indice, può essere il Dow Jones, se volete. Quindi chiamiamolo S piccolo t come l'avevamo chiamato il Dow Jones. Quindi per noi il sottostante è quello. E l'importante è che sia un asset quotato sul mercato. Comprare questo sottostante ad un fissato prezzo, cioè quindi nel contratto si dice tu potrai comprare o vendere questo sottostante in una certa data che sarà la maturità, il momento di esercizio che è ben definito, al tempo T con E, io potrò comprare per esempio quella azione, quell'indice a un prezzo prefissato strike che chiamiamo K. Oppure posso venderlo nel caso del put. Adesso cerchiamo di ragionare per semplificare nel caso del call. Allora, il problema importante che già Bachelier in qualche modo aveva affrontato con derivati di tipo diverso però, è quello di dire, ma scusate, io devo dare un valore a questo acquisto del diritto, cioè io acquisto sto diritto, ma quanto vale sto diritto? Beh, capite subito che per dare un valore a questo diritto, il valore dipenderà dal prezzo strike che si fissa, dal prezzo che c'ha il sottostante nel momento in cui faccio l'acquisto dell'opzione, perché nel tempo T io acquisto l'opzione e so qual è il valore del sottostante in quel momento,
so qual è lo strike perché è specificato nel contratto, so qual è la scadenza, quindi deve dipendere da queste cose, però è chiaro che c'è di mezzo un'evoluzione del prezzo del sottostante dal tempo T fino alla scadenza al tempo T con E. Cioè io non so bene cosa succederà, nessuno lo sa, c'è solo una diciamo, aspetto probabilistico, uno deve valutare le varie possibilità con un modello ragionevole. Allora, diciamo che nella storia della finanza Black-Scholes, che erano due professori americani, molto Black fra l'altro un fisico di estrazione, e anche Merton, che poi prese il premio Nobel insieme a Scholes, diedero una soluzione a questo problema estremamente elegante, ma anche un po' perversa. Allora, vediamo che tipo di... cioè, non vi posso fare la matematica della soluzione, ma vediamo come funzionano le cose. Allora, intanto vediamo bene, facciamo l'esempio di una call. Io compro una call per acquistare il sottostante al tempo T con E. Allora, al tempo T con E, quello che si tratterà di vedere è se S di T con E, cioè il valore del sottostante al momento in cui è matura l'opzione, è maggiore del strike price, che è il prezzo che devo pagare secondo il contratto, più il costo che ho avuto per acquistare il diritto, cioè tutto quello che devo sborsare. Se questo è maggiore, mi va molto bene, perché io esercito l'opzione, cioè vendo subito la mia sottostante, lo prendo, lo acquisto e poi lo rivendo subito e guadagno essenzialmente la differenza fra S di T con E e K e C, che è quello che ho sborsato. Però può andarmi male, perché se ST con E alla scadenza è più basso di questo valore K più C, purtroppo devo concludere che non mi conviene esercitare, perché perderei e basta, e devo dire, va bene, mi accontento di perdere C. Ho comprato l'opzione e perdo C. Ma allora Black e Scholes dicono, beh, stiamo attenti, noi siamo gente di mondo, sappiamo che uno deve darsi da fare, e per capire come funziona il mercato, come deve agire sul mercato un operatore, bisogna tenere conto che esiste un criterio che è quello del, diciamo, copertura del rischio. In termini tecnici è il cosiddetto hedging, hedge funds per esempio, è il termine dove entra questo termine, hedging. Mi devo coprire sul rischio, cioè, diciamo, io voglio coprirmi sul rischio che mi vada a finire male, voglio in qualche modo salvarmi. Allora, per salvarmi che cosa posso fare? Adesso chiedo un momento di attenzione. Posso, ad esempio, fare una cosa di questo genere. Contestualmente all'acquisto dell'opzione al tempo T, per cautelarmi sull'eventualità che al tempo T con E mi trovo così, con un prezzo più basso, io dico, bene, compro, cioè prendo a prestito da un broker dei titoli, proprio dei titoli sottostanti, li prendo a prestito contestualmente e li vendo subito sul mercato. Chiaramente alla scadenza questi titoli che io ho preso a prestito dovrò restituirli. Io ho preso a prestito questi titoli, va bene, li ho venduti, li devo riacquistare per restituirli a chi me li ha prestati. Ma io in quel caso li riacquisto a un prezzo che è più basso del prezzo che avevano all'inizio e quindi in questo modo guadagno e compenso la perdita che ho dal punto di vista dell'acquisto dell'opzione. Allora, l'idea allora dell'approccio di Black-Scholes è uno in questo modo può sempre cercare di bilanciare le cose con questa diciamo apertura di posizioni, si chiamano posizioni a breve queste coperture. Io con queste coperture posso bilanciare le cose, ridurre il rischio a zero. Nel modello loro si riesce a ridurlo a zero questo rischio e arrivo a una formula per il prezzo
che è la famosa formula di Black-Scholes, che ha delle caratteristiche anche abbastanza peculiari.